Buonasera a tutti, siamo in diretta su Storia Locale con il professor Francesco Paolo De Ceglia, che ha scritto questo bel libro per l'Einaudi, si chiama Vampir, molto interessante. Il professore ha lavorato su diverse fonti, una bibliografia sterminata che si evince dalla lettura del testo, che si chiama Storia naturale della resurrezione. Quindi non solo i vampiri propriamente detti, quelli narrati da Bram Stoker, da altre persone, da altri scrittori, ma si parla della resurrezione oppure della credenza popolare legata alla resurrezione nell'arco europeo, quindi dall'est Europa. Ci sono casi insomma che toccano un po' tutta l'Europa, dall'est Europa a noi. E il libro, che è scritto molto ma molto bene, è fatto si snoda in più capitoli: Natale di resurrezione, vampiri, vento pestifero da sud a est, della stessa materia dei sogni, un tesoro nella tomba, nati con la camicia, sbranati dal demonio, il gabinetto del dottor Paracelso, la banalità del male, Arrebur, psicanalisi del fuoco, uova di Pasqua. E ci sono casi che abbiamo detto che toccano un po' sia il cinema che la letteratura. Abbiamo già detto Bram Stoker, ma ci sono altre cose. Insomma, poi anche fonti propriamente dette, in cui si parla della credenza diffusa. Il professore tocca anche un caso molto interessante della Polonia, in cui negli anni 30 si credeva che un ragazzo fosse posseduto dal memoria e quindi la popolazione indusse il padre del ragazzo ad uccidere suo figlio. Quindi vedete, la credenza a volte ha anche un valore, cioè un valore al senso anche esercita una pressione sulle persone deboli e ignoranti. Io ora lascerei parlare il professor De Ceglia sulla costruzione del libro e poi andiamo avanti nella conversazione sulle varie parti del libro. Prego, professore. Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito, poi buonasera a tutti e a tutte che ci stanno guardando. Ora, la costruzione del libro è stata molto complicata perché doveva tenere presenti più componenti, una componente più narrativa e una componente, per così dire, più esplicativa. Dal punto di vista narrativo, il libro segue le vicende di quella che è stata la prima grande paura nei vampiri, la prima grande ondata di paura, la quale si sviluppa a partire dal 1732, che è il cosiddetto anno dei vampiri, e arriva al 1755. Perché il 1732? Perché proprio alla fine del 1731, quindi l'anno precedente, arrivano delle suppliche al luogotenente di Belgrado. Belgrado e tutta la Serbia, tutta quella zona che un tempo apparteneva al giogo ottomano, è stata da poco riconquistata dalla monarchia asburgica, quindi dagli austriaci, e questa supplica dice che in un paesino al liminare con il confine ottomano le persone stanno morendo un po' troppo alla svelta. Quindi il luogotenente manda un primo medico, che è un medico esperto in contagi, quindi il luogotenente ritiene che si possa trattare di un'epidemia come un'altra, anche perché all'epoca in quella zona la peste era endemica. Ma questo primo medico, che si chiama Glaser, si rende conto che da un certo punto di vista la situazione è migliore, cioè non c'è nessuna epidemia. Da un altro punto di vista la situazione appare molto più strana, perché i pochi sopravvissuti, si tratta di un paesino di pochi focolari, dicono che di notte vengono visitati da coloro che sono morti da poco tempo, o nelle loro fattezze vere e proprie, o ad esempio assumendo le fattezze di un animale, eccetera. E dopo che avviene questo incontro notturno, non si capisce bene se in uno stato di veglia o di sogno, inizia, per così dire, il countdown della morte, cioè
loro aggravano le proprie situazioni, perché si tratta di persone che erano già ammalate e comunque provate da una vita di stenti, che nei paesi ortodossi della fine, cioè del periodo compreso tra 600 e 700, poteva essere molto dura, poteva essere provata dai precetti che nel periodo natalizio bisognava osservare. E quindi costoro che erano ammalati si aggravavano e morivano entro un numero di giorni prestabilito, in genere 3 o 7 perché sono due numeri simbolici. Glaser per la prima volta sente in quel contesto la parola vampire. Vampire che non si conosceva, non esisteva in alcuna lingua italiana e neanche in altre lingue europee, quindi il tedesco che parlava lui, era una parola che non si conosceva e che si usava nei dialetti serbi che parlavano coloro che stava intervistando. Ebbene, capisce che questi vampiri sono persone che ritornano dal mondo dei morti e la gente della zona ha già disseppellito alcuni morti e ha trovato che alcuni di essi sono meno decomposti di altri, loro dicono incorrotti, ma si tratta di decomposizioni minori, per così dire. Poi si tratta anche del periodo invernale, in cui la decomposizione è certamente più lenta. In modo particolare vengono osservate come vampire primarie 2 donne. E questo è un po' strano se noi pensiamo alla figura mitologica del vampiro, che in genere è una figura maschile. Ma se andiamo a guardare i documenti, troviamo che dal punto di vista giudiziario, quindi dal punto di vista dei documenti che emergono, documenti pubblici, quasi sempre si trattava di donne, o comunque c'era un'alta percentuale di donne. E capiamo il perché se in questi documenti, che dobbiamo leggere sempre in filigrana perché non sono mai troppo chiari, andiamo a capire la storia di queste 2 donne. Queste 2 donne sono una Milica e l'altra Stana. Milica è una donna un po' più anziana che proveniva dell'impero ottomano, quindi si portava dietro tutta la carica di maledizione che coloro che provenivano dall'altro lato del mondo per l'epoca avevano con sé. E Stana viene descritta come una donna relativamente anziana, ma soprattutto molto magra in vita, che una volta dissepolta viene trovata, si dice nei documenti, ingrassata, noi diremmo gonfia, come è normale che sia nelle prime fasi della decomposizione. Ma l'idea di aver sepolto una donna magra che si ritrova, tra virgolette, grassa, per un'epoca in cui era difficile sopravvivere, in cui era difficile avere un pezzo di pane ogni giorno, tutto questo innesca l'idea che Stana sia ritornata a mangiare quel cibo che forse i suoi vicini non le avevano dato mai durante la vita. E anche il fatto che fosse magra all'inizio, cioè che fosse in vita magra, ci fa pensare che probabilmente era malata o comunque non aveva rapporti sociali, sicuramente non aveva un marito. Anche la seconda donna ci dà degli indizi importanti, perché si tratta di una donna che viene considerata, che muore durante il parto. Ora, le persone che muoiono durante il parto, in tutte le tradizioni, in tutte le culture, sono destinate a tornare. Ma è interessante che nel momento in cui si descrive il bambino, non sappiamo bene se è un maschio o una femminuccia, perché appunto questi documenti sono in tedesco, quindi è detto soltanto das Kind. Questo bambino viene sepolto, si dice, dietro
la staccionata vicino alla casa dove viveva la madre, non dove vivevano i genitori. Anche questo potrebbe essere un indizio. Perché ho fatto questo piccolo focus sulle prime 2 vampire che vengono descritte? Perché ci fa capire come all'interno di questo sistema ad essere considerati vampiri spesso erano i soggetti più marginali, soggetti che in una società fortemente militarizzata, come era quella balcanica dell'epoca, in cui se non eri affiliato a questi aiduchi che erano sostanzialmente dei pastori locali a cui la, la, la monarchia asburgica aveva dato una carabina in mano, aveva detto sparate contro gli ottomani, e quindi che talvolta esercitavano il potere anche perpetrando abusi. Ebbene, se non eri legata o legato a questi aiduchi, era facile che poi la società vedesse in te un vampiro nel momento in cui si creava un problema, perché non avevi una famiglia, non avevi dei commilitoni che potessero dire no, lasciate in pace questa tomba, oppure che dopo il disseppellimento dicessero no, questo morto è decomposto abbastanza. Quindi sostanzialmente la struttura è sempre quella, c'era un momento di crisi che poteva essere un'epidemia, una siccità, un raccolto andato male, una guerra, la morte di persone, qualunque cosa. E la società, per sentire di poter gestire il proprio destino, per sentire di poter riprendere in mano le redini della propria vita, della storia, per evitare questa perdita o crisi della presenza, come avrebbe detto De Martino, cercava un capro espiatorio tra i più deboli, tra i più marginali, tra coloro di cui mai nessuno avrebbe rivendicato il corpo. Quindi diceva la colpa è dei morti che stanno ritornando e che ci vogliono del male, disseppelliva coloro che giacevano nei cimiteri, e naturalmente si trattava anche della gente più povera, perché i ricchi innanzitutto non vivevano in questi villaggetti, ma poi ci sono casi di vampirismo germanico, per esempio avevano delle cappelle oppure si facevano seppellire in chiesa, quindi sarebbe stato molto più difficile di seppellire il cadavere di un ricco, anche spostare un lastrone di marmo sarebbe stato molto più difficile. Qui la gente si faceva giustiziare a sé, quindi tirava fuori i morti delle ultime settimane, vedeva quelli che a spanne sembravano i meno decomposti e poi tagliava loro la testa, trafiggeva il cuore, li bruciava, perché in questo modo pensava di poter riprendere in possesso il senso della propria storia. Ebbene, questa storia che avviene a Medvegia, quindi i confini dell'impero, o meglio, del futuro impero austro-ungarico, si chiama ancora monarchia asburgica, questa storia poi ha una seconda fase, perché subito dopo arriva un secondo medico militare, questa volta un chirurgo che è autorizzato a compiere delle autopsie, Flückiger, il quale dà conferma alle dicerie della gente, cioè dice che davvero questi corpi non sono decomposti. Se noi andiamo a leggere il suo referto, ci rendiamo conto che in realtà questi corpi avevano una decomposizione e neanche tanto incipiente, piuttosto pronunciata, quindi non sappiamo perché poi soggiaccia, per così dire, alle pretese delle popolazioni locali. Ebbene, questo secondo referto in particolare arriva a Vienna. A Vienna incomincia a creare dei problemi perché
si sparge la voce soprattutto tra i diplomatici, i quali avvisano i referenti presso i paesi da cui provengono, cioè incominciano a dire nelle lettere private: guardate, sta succedendo qualcosa di molto strano nei domini di sud-est della monarchia asburgica, cioè sembra che delle persone si stiano risvegliando e che probabilmente questa cosa sia epidemica, cioè fra poco ci troveremo con un esercito di morti che premerà da est verso ovest e vorrà conquistare tutta l'Europa. Ma soprattutto il verbale di Flückiger, non sappiamo come, viene a trovarsi in Olanda, all'Aia, forse qualcuno avrà pagato per copiarlo, viene tradotto in francese e pubblicato su una rivista di diffusione internazionale, appunto in francese, che era la lingua di conversazione, la lingua della cultura dell'epoca, e da quel momento, da quando Le Glenaire Galant, che è questa rivista, pubblica l'articolo di Flückiger, esplode la voglia degli europei di conoscere che cosa sta succedendo. Ecco perché la storia che abbiamo raccontato, cioè delle ispezioni, avviene tra dicembre e gennaio del 1731, l'articolo viene pubblicato nel marzo del 1732 e in quel momento esplode l'anno dei vampiri, perché nell'arco di alcuni mesi vengono pubblicate decine e decine, centinaia e centinaia di articoli in cui si riprende un po' questa storia, si aggiungono dei particolari, alcuni veri, altri inventati. Ci sono altri soldati di altre zone dell'est che raccontano delle storie similari e quindi si diffonde la fobia fra tutti gli europei che un esercito di cadaveri stia marciando per conquistare l'Europa occidentale. Naturalmente questo è possibile come se fosse una prima grande fake news, perché come le fake news adesso sono possibili perché esiste internet e soprattutto la nostra incapacità di usare correttamente internet e di appurare la veridicità dell'informazione, anche all'epoca le riviste, quindi lo strumento tecnico che poi permette alla notizia di diffondersi, queste riviste culturali diffuse ad un pubblico appunto colto, ma che avrebbe pagato quella rivista, quindi sono riviste aperte al mercato e che hanno soprattutto una diffusione internazionale. Bene, quel tipo di riviste 20 anni prima non c'erano. Quindi essenzialmente la notizia, la fake news sui vampiri si diffonde grazie al nuovo strumento tecnico, rivista culturale aperta al mercato di diffusione internazionale. Questa ondata di paura dura con varie riprese, vari momenti alti e bassi, per poco meno di 25 anni, perché nel 1755, in seguito ad uno scandalo architettato, fatto esplodere dai prussiani per infangare gli austriaci, sappiamo che prussiani e austriaci sono sempre stati amici e nemici al contempo, accomunati da molti elementi culturali, se non altro la lingua, però i prussiani riformati, gli austriaci cattolici e soprattutto entrambi ambivano a dei territori intermedi che erano la Moravia e la Slesia. Quindi i prussiani fanno esplodere un caso, cioè sui giornali raccontano quello che sta succedendo nei territori tra Moravia e Slesia,
quindi non tanto nei territori di sud-est, che sono i territori di cui abbiamo già parlato, della monarchia asburgica, ma quelli di nord-est, ai confini appunto con la Prussia. E si dice, vedete che anche qui ci sono dei casi di vampirismo e sono addirittura più gravi di quelli che sono a sud-est. Questi casi, fra l'altro, non sono neanche in territori remoti, ma sono in territori al cuore dell'Europa. Quindi tutto questo che cosa significa? Che gli austriaci non sono in grado di governare i propri territori. Nel frattempo è diventata regina della corona asburgica Maria Teresa, la quale si rende conto che la situazione è complicata e in qualche modo bisogna concluderla, perché non è vero, come avrebbe raccontato, che non ne sapeva nulla, sapeva tutto, anche suo marito Francesco Stefano era stato in quei territori, aveva avuto un'informativa su quegli episodi, però dice una cosa molto importante, dice se la medicina, proprio pubblicando questi verbali, ha fatto esplodere il caso, quindi un errore della medicina, una valutazione sbagliata della medicina, forse il fatto che la medicina non aveva uno sguardo sufficientemente antropologico e quindi non aveva capito che quelle che raccontavano gli uomini e le donne di Serbia erano delle voci, ma non avevano un fondamento oggettivo. Ebbene, se la medicina ha sbagliato e ha creato il vampiro nella coscienza europea, la stessa medicina dovrà riparare il danno. Quindi invia una commissione formale composta dai migliori medici che l'Austria poteva avere in quel momento e questa commissione, come non poteva fare altrimenti, dice no, ma è tutto un errore perché le persone che sono risorte, tra virgolette, non sono risorte davvero, coloro che erano ancora indecomposti nella tomba non erano indecomposti perché semmai avevano un dito indecomposto, un braccio indecomposto, questo e quest'altro. Coloro che sono morti poi, dopo aver visto un presunto vampiro, sono morti per motivi naturali, quindi tutto quello che è successo è stato soltanto un brutto sogno ed è dipeso dalla superstizione. Ebbene, con in mano questo verbale, Maria Teresa dice che se l'inverno, se il Natale del 1731-32 era stato un Natale di resurrezione, cioè un Natale in cui si erano aperte le tombe e i morti si erano riaffacciati alla vita europea, la Pasqua del 1755 sarebbe stata una Pasqua in cui quelle tombe sarebbero rimaste definitivamente chiuse. Quindi con un rescritto che è chiamato il rescritto sulla superstizione, dice guardate, io non rappresento l'autorità teologica, quindi non posso dire se i vampiri esistono o non esistono, ma in quanto autorità civile, in quanto regina, posso dire che da ora in poi, innanzitutto se ci saranno degli episodi analoghi, qualunque indagine dovrà essere condotta con l'aiuto di un medico. E ancora una volta la posizione ambigua della medicina, perché la medicina aveva creato il problema, adesso la medicina viene chiamata a risolvere il problema e ad indagare. Ma in secondo luogo, quello che potete trovare a me non interessa, ma voi non potete bruciare nessuno. Vi dovete portare le carte e io a Vienna, di caso in caso, deciderò
se si tratta di un episodio su cui procedere con le indagini oppure no. Ebbene là, nel 1755, con il fatto che la regina avochi a sé la competenza sui vampiri, si chiude la prima fase della paura dei vampiri, perché forse i vampiri, avendo una sorta di crisi di identità, visto che neanche la regina credeva in loro, non si sono più sforzati di andare a corte a Vienna a soffiare facendo sollevare le tende di broccato della regina e ad andare ad importunarla. Quindi rimarrà la credenza nei vampiri a lungo, ma la fase, il momento critico di crisi europea intorno al problema dei vampiri, col 1755 si può dire terminato. Quindi il libro ripercorre questa storia dal punto di vista narrativo e ne approfitta capitolo per capitolo per fare degli affondi vampirici, cioè per spiegare come noi parliamo di vampiri tout court, ma ogni regione, ogni cultura, ogni religione aveva dei tipi diversi di vampiri che avevano delle caratteristiche differenti. E noi adesso abbiamo in mente un vampiro perché è il primo vampiro che abbiamo conosciuto, cioè il vampiro della Serbia, che poi Bram Stoker ha dislocato in Transilvania. Ma esisteva una cintura europea dei vampiri, cioè una grossa fascia che andava almeno nel Medioevo dall'Inghilterra, poi comunque in età moderna dalla Germania fino alla Grecia, fascia in cui si credeva ai vampiri, e in ciascuna regione il vampiro era una cosa diversa. Noi siamo entrati, abbiamo penetrato questa fascia all'altezza della Serbia e poi i vampiri li abbiamo raccontati sempre allo stesso modo. Altrimenti avremmo potuto parlare quest'ora di moroi, che sono i vampiri rumeni, un tipo, di strigoi, anche loro rumeni, di divoratori di sudari, di vircolaci e tanti altri vampiri, di Draugr, che sono i vampiri islandesi, di cui si dà notizia all'interno del libro. Volevo fare una domanda. Perché poi questo fenomeno si è verificato nell'Europa dell'Est, proprio, cioè marcatamente nell'Europa dell'Est? Che era una credenza popolare, perché i vampiri occidentali, italiano, spagnoli, e quella era la domanda, insomma, perché in quei posti lì, perché proprio in quei posti lì? Ci sono due ordini di motivi. L'uno è, per così dire, etnico e l'altro è religioso, oltre a quello politico, naturalmente. Etnico perché è una credenza tipicamente slava, cioè una credenza legata a popolazioni che hanno sempre bruciato, arso i propri cadaveri, perché nel mondo slavo si ha sempre avuto una sorta di paura nella potenza del corpo. E guardate, queste ci sembrano delle cose molto antiche, e in parte lo sono. Però immaginate anche una cosa, che durante la rivoluzione bolscevica vengono distrutti tutti i santi dal corpo incorrotto presenti nelle chiese. Subito dopo poi si fa la mummia di Lenin e di Stalin. Quindi questo elemento per cui un corpo di una persona eccezionale dovrebbe avere una sua incorruzione è qualcosa che sotterraneamente pervade la cultura slava. Questo dal punto di vista culturale, quindi quasi tutti i paesi slavi hanno questa idea naturalmente che entra in conflitto con la cristianizzazione
Cristianizzazione che nei paesi slavi arriva piuttosto tardi, quindi talvolta anche oltre il X secolo. La cristianizzazione impone l'inumazione, quindi innanzitutto ti impone che quel cadavere di cui hai sempre avuto paura tu lo metta lì sotto, e semmai è il cadavere anche di un ladro, di una persona che ha sempre avuto un atteggiamento arrogante, eccetera. E nello stesso periodo la cristianizzazione diffonde un'altra credenza di cui non c'è traccia nella cultura slava, nella religione slava dei tempi precedenti alla cristianizzazione, cioè appunto la risurrezione. Immaginiamo per un uomo o una donna del X secolo, si dice: il morto non lo puoi bruciare più, guarda che c'è la risurrezione. Con l'idea del tempo che avevano loro, la risurrezione può essere stanotte, può essere domani, può essere dopodomani. Quindi loro avevano la percezione che i morti fossero davvero ancora vivi e che potessero rialzarsi. Anche perché, se vogliamo complicare ulteriormente la situazione, noi ci poniamo la domanda in maniera non corretta. Infatti io sono partito con una domanda quando ho iniziato a scrivere il libro e poi ho capito che dovevo porre la domanda in termini diversi. Questo lo spiego negli ultimi capitoli del libro. Cioè, all'inizio dicevo: ma come mai in questi territori si credeva al vampirismo? Alla fine ho capito che la domanda che mi sarei dovuto porre era: ma come mai noi non abbiamo creduto al vampirismo? Cioè, come mai questo triangolo molto limitato, composto da Italia, Spagna e Francia, quindi le roccheforti del cattolicesimo, grosso modo, non hanno mai creduto ai vampiri? Poi ci sono dei casi di importazione, per così dire, cioè casi di comunità greche presenti per esempio in Italia meridionale, però non c'è questa grande paura nel ritornante in corpo. E la risposta fondamentale è che dopo i primi secoli del cristianesimo, quando il cattolicesimo ha inventato il purgatorio, ha inventato un luogo in cui mettere i morti, di cui anche abbiamo paura, perché poi alla fine i buoni, quindi i martiri, vanno subito in paradiso, i cattivi vanno all'inferno, e chi sta all'inferno non può certo uscire. Quelli che sono in una posizione intermedia, quindi la stragrande maggioranza della popolazione, per i cattolici va in un regno che è comunque gestito dalla Chiesa sotto la giurisdizione divina, e noi immaginiamo che nel purgatorio le anime possano purgarsi, appunto, non a caso possano purgarsi attraverso il fuoco, che le fa diventare migliori perché poi possano arrivare alla purezza sufficiente per raggiungere il paradiso. La Chiesa cattolica è l'unica rispetto alle varie chiese protestanti e alle varie chiese ortodosse ad avere giurisdizione sui vivi e sui morti. È una chiesa che si mette a cavallo tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E quindi i morti, anche quando tornano a visitarci, sono fantasmi, cioè anime del purgatorio. Se tornano a visitarci, e questo fenomeno esplode ad esempio nel Seicento, tornano a visitarci ma soltanto perché hanno avuto il permesso da Dio, quindi tornano per chiederci una preghiera, per esprimere un monito, per essere vicini ai propri cari, ma non possono farci del male essendo all'interno di una dimensione di controllo da parte della Chiesa.
È come se, dal punto di vista di Foucault, quindi della biopolitica, la Chiesa cattolica avesse inventato una forma di necropolitica, cioè di controllo dei morti così che possano ritornare soltanto in maniera vigilata. Le altre chiese, quella protestante e quella ortodossa, non credono nel purgatorio. La Chiesa ortodossa non ci ha mai creduto, ci sono delle dispute, ma per la maggior parte, diciamo, del dogma della Chiesa ortodossa questa cosa non si dà. Le chiese nate dalla Riforma invece negano il purgatorio come un'invenzione dei cattolici. E soprattutto la Chiesa non ha una giurisdizione sul mondo dei morti. Lutero dice spesso, con Marco e con Matteo, lasciate che i morti seppelliscano i morti. Cioè, noi Chiesa arriviamo fino ai confini della morte, ma possiamo operare soltanto sui vivi. Non abbiamo nessun rapporto con i morti. I morti, una volta che passano oltre, noi forse li rivedremo alla fine dei tempi, il giorno del giudizio, ma non esiste una vera e propria dogmatica del post mortem. Questo né nelle varie confessioni protestanti né nella Chiesa ortodossa. Esistono delle discussioni di carattere teologico, naturalmente, ma non sono dottrine della Chiesa. Quindi, che cosa succede ai morti una volta che sono morti? Abbiamo detto i buoni in paradiso, i cattivi all'inferno e tutti gli altri. Non si sa. In molte tradizioni della cultura ortodossa, per esempio, l'anima rimarrebbe ancorata al corpo per 40 giorni, dopodiché si convincerebbe e andrebbe chissà dove. Ma per altre dottrine l'anima rimarrebbe sempre vicino al corpo. Quindi in questi contesti, in queste aree in cui la religione ufficiale era quella ortodossa o quella protestante, in cui si aveva questa influenza slava molto forte, per cui il corpo era ancora vivo, in cui semmai non c'era un controllo né civile né religioso, perché immaginiamo i Balcani erano quasi completamente spopolati, perché erano luogo di guerra praticamente ogni 10-15 anni, quindi le comunità erano molto piccole, non c'erano referenti dello Stato, ma c'erano questi aiduchi che facevano il bello e il cattivo tempo. Non c'era un prete all'interno della comunità, ma semmai uno ogni 100 villaggi. Quindi in queste comunità che alla fine si trovavano da sole e non c'era qualcuno che impedisse loro di disseppellire i morti, perché in terre più vigilate, come ad esempio le terre germaniche, in cui esistono queste credenze, però in genere c'era un maggior potere o civile o religioso, e quindi gente che diceva voi le tombe non le potete aprire perché non è legalmente corretto e dal punto di vista della religione è un sacrilegio. Ebbene, in queste terre in cui non c'erano queste autorità, la gente era disperata e l'unica cosa che poteva fare è dare la colpa a qualcuno. Guardate anche la differenza tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa di fronte al male. Se noi immaginiamo i problemi che l'Italia, giusto perché è un luogo che conosciamo tutti, ha avuto nel Seicento, quindi guerre, carestie, epidemie, eruzioni vulcaniche, eccetera. Ebbene, in concomitanza con questi eventi sono nati i grandi culti santorali, quindi San Carlo Borromeo, San Gennaro, Santa Rosalia, eccetera. Perché nel mondo cattolico almeno esisteva la doppia possibilità, cioè
potevi avere un immaginario positivo e uno negativo. L'immaginario positivo, cioè nel caso di crisi, di un problema, tu potevi rivolgerti o al santo e implorare, pregare, costruire una chiesa, fare un voto perché il problema fosse stornato, oppure, come nel caso delle streghe o i casi della colonna infame che ci vengono raccontati da Manzoni e da altri, dicevi la colpa è dell'untore o della strega, quindi potevi rivolgerti sia al bene sia al male, e nella maggior parte dei casi ti rivolgevi al bene. Nei paesi ortodossi e nei paesi protestanti, nei paesi ortodossi e nei paesi protestanti, i santi non hanno una funzione di intermediazione, o perlomeno nei paesi ortodossi, i cui santi sono un po' più vicini a quelli cattolici, non hanno una forte funzione di intermediazione. Comunque il loro culto non era molto diffuso, era diffuso soltanto nei monasteri che erano un po' sparpagliati, ma all'interno di questi villaggi molto piccoli non c'era neanche una chiesa. In Medvegia sicuramente una chiesa non c'era. Quindi, non potendo attingere ad un immaginario positivo, dire mi rivolgo a te, nei paesi ortodossi ci si rivolge soprattutto, più che ai santi che sono un po' più specializzati, si rivolge soprattutto alla Madonna. Quindi in paesi in cui è difficile rivolgersi ad un protettore positivo, è più facile che la gente voglia trovare un capro espiatorio, voglia trovare un colpevole. Noi nella mentalità scientifica attuale vogliamo cercare la causa, soprattutto se c'è un'epidemia vogliamo sapere la causa di quell'epidemia. Invece per la mentalità premoderna è importante avere una causa e questa causa eliminarla purificandola in qualche modo. Di qui questo elemento abbastanza comune un po' a tutti i tipi di vampiro, che è il fuoco. E guardate, il bruciare i vampiri, cioè l'ardere i vampiri, dal punto di vista mentale della gente che lo faceva, non è molto diverso dal punto anche di vista antropologico dal fatto che Dio nei paesi cattolici ardeva le anime purganti per evitare che ritornassero sulla terra e farle andare via, cioè farle ascendere di livello. Solamente che quello che la teologia cattolica elabora a livello spirituale, concettuale, di terzo regno dell'aldilà, dove ci sono queste anime che farebbero alcune cose, in paesi in cui non c'è questo terzo regno dell'aldilà, in qualche modo bisogna supplire performativamente, cioè bruciare materialmente le persone che si ritiene possano infettare un determinato territorio, possano portare male ai viventi, e in questo modo le si purga. Infatti ho trovato un passo in una testimonianza del XII secolo in Inghilterra in cui si parla, facendo riferimento al bruciare i morti che sarebbero appunto dei vampiri british, quindi con alcune varianti, si dice quello che noi cerchiamo è una purgatio per ignem, cioè una purgazione attraverso il fuoco. Ora, benché sia soltanto un'assonanza e non si possa costruire una storia sulle assonanze, la purgatio per ignem, cioè la purgazione attraverso il fuoco, secondo i testi teologici, è ciò che Dio compie con le anime purganti in questo terzo regno dell'aldilà. Quindi ci sono popolazioni appunto che per motivi culturali, per motivi religiosi
affidano a Dio il compito di allontanare i morti che possano provocare qualche pregiudizio, e invece culture che, non avendo questo terzo regno dell'aldilà, devono far loro devono compiere loro questa operazione di purgazio per ignem, perché non hanno un Dio che lo faccia al posto loro. Molto interessante. Abbiamo visto anche quindi il punto di vista della Chiesa, lei l'ha incluso in questa risposta che ha dato, insomma. Poi ci sono state anche delle persecuzioni, credo, suppongo, l'inquisizione. Ora vediamo un po' le due domande, le ultime due domande. Uno, le fonti, perché chiaramente il libro è ricco di fonti, bisogna dirlo, è ricco di fonti, sono stati visti diversi archivi, ma anche fonti scientifiche, trattati dell'epoca. E anche l'altra domanda, perché poi il fenomeno ha avuto tutta questa importanza anche cinematografica e è andata oltre la storia, tant'è vero che è diventata metastorico e molto letterario. Queste erano le ultime due domande. Sì, le fonti sono state un grosso problema, perché naturalmente all'inizio questo voleva essere un libro molto snello, che si voleva basare sulle fonti, sui verbali dei medici asburgici, quindi su queste fonti in tedesco, ma poi mi sono reso conto che per capire che cosa ci fosse sotto bisognava andare a recuperare quello che la gente dei Balcani diceva sui vampiri, perché noi anche nei libri spesso abbiamo uno sguardo un po' da imperialisti, da colonialisti nei confronti dei vampiri. Cioè si va in un territorio, gli austriaci vanno in un territorio, non capiscono bene le cose e poi si inventano una figura del mostro che in realtà non è così o non ha quei caratteri o comunque non è così preoccupante. Quindi ho dovuto studiare tutta una serie di fonti, talvolta ecclesiastiche, quindi nel migliore dei casi scritte in latino o in greco bizantino, ma anche tutta una serie di fonti, per esempio in serbo-croato, che parlano di queste cose, sia fonti remote, sia fonti recenti, perché la credenza in personaggi simili è rimasta in piedi fino a tempi relativamente recenti. Anzi, parlando di fonti in queste lingue, alcune delle quali ho dovuto studiare, in altri casi mi sono fatto aiutare, ma per esempio in Romania, dove la credenza è ancora molto forte, nelle campagne naturalmente, c'è un caso accertato di credenza nello strigoi, cioè nel vampiro, perché nel 2004-2005, quindi insomma, praticamente ieri l'altro, in un paesino abbastanza isolato, una ragazza dice di sentirsi male perché da poco è morto un suo parente anziano, il quale era accusato di essere uno strigoi già in vita, cioè un vampiro. Allora, 6 uomini vanno a disseppellirlo, dicono di trovarlo ancora indecomposto, gli tagliano la testa, gli prendono il cuore, lo bruciano e con la cenere disciolta in acqua, questa cenere, questa pozione la danno da bere alla ragazza, che dice di sentirsi meglio. Questo per dirvi come spesso gran parte delle fonti sono fonti del tutto occasionali, perché questi eventi si verificano ai confini del mondo. Nelle grandi città, anche dell'Europa dell'Est, non ci sono vampiri, perché abbiamo detto che i vampiri si diffondono in contesti in cui manca il potere civile e il potere religioso. Quindi più lontano, più isolato è il posto, più facilmente si raccontano storie di questo tipo. L'ultima domanda ha a che fare con il successo del vampiro.
Il successo del vampiro, che dipende dal fatto che poi gli europei, a partire poi grosso modo dal rescritto di Maria Teresa, che nel 1755 poi c'è un'altra ondata di vampirismo, però per così dire dalla fine del Settecento se ne fanno una ragione, capiscono che tutto ciò che è stato raccontato ha a che fare con credenze lontane, ma ha poco di reale. E quindi può nascere il mito del vampiro, che si ritrova ad essere erotizzato in genere. Il vampiro, non essendo più il morto che davvero ritorna a darvi fastidio, in fondo i vampiri, per come venivano descritti nel Settecento, assomigliavano molto a degli zombie, cioè non dei morti che camminavano, e addirittura un commentatore del 600 dice che camminavano a scatti, perché probabilmente il corpo era loro e dentro c'era il diavolo che li muoveva e non sapeva bene come farli camminare. Ebbene, viene erotizzato all'inizio dell'Ottocento, poi c'è la pubblicazione di The Vampire, il libro di John Polidori, ma soprattutto nel 1897 la pubblicazione di Dracula, che fa esplodere il mito del vampiro, perché il vampiro diventa un vampiro affascinante, un vampiro da cui tutti vorremmo farci mordere il collo, diventa simbolo dell'immortalità e quindi in qualche modo anche dell'eterna giovinezza. Diciamo che quello che è più interessante del mito del vampiro è l'evoluzione che ha subito prima cinematograficamente, poi anche con le serie TV negli ultimi anni, perché il vampiro, anche nelle trasposizioni cinematografiche del Dracula, è stato un vampiro per lo più temuto, un vampiro che parlava poco di sé, che veniva raccontato dagli altri. Noi invece abbiamo detto che i vampiri storici appunto erano persone che venivano raccontate dagli altri come Miliz, Stanno, e non avevano la possibilità di raccontare la propria vita, ma venivano trovate in decomposte e poi qualcuno si inventava di averle viste volare da qualche parte, eccetera. La cosa interessante è che ad un certo punto il vampiro inizia a parlare. Questo avviene con Anne Rice, l'intervista col vampiro, che prima naturalmente è un film, poi viene trasposto negli anni 90 cinematograficamente, e allora capiamo una cosa, che abbiamo dato troppa importanza a Van Helsing, cioè i cacciatori di vampiri, ma se ascoltiamo i vampiri ci rendiamo conto che la vita del vampiro non è il massimo, perché questi vampiri incominciano a raccontarci che devono vivere l'eternità da soli, vedere morire le persone di cui si innamorano, dover uccidere la gente, eccetera. Quindi da quel momento è come se si sdoganasse l'idea di un vampiro che può parlare e soprattutto che può raccontare quanto è brutto essere mostro. Col passare del tempo, alla fine ci si rende conto, se prendiamo anche le ultime trasposizioni, oppure una serie TV che ha avuto grande successo come True Blood, si dice che ormai si è trovato il sangue artificiale, quindi questi vampiri possono andare in supermercato a comprare questo sangue senza dover uccidere nessuno. I vampiri ci dicono che sono come noi e che vogliono gli stessi nostri diritti. E questo secondo me è un grande messaggio, perché ci fanno capire che alla fine chiunque poteva diventare un vampiro, perché dovevi soltanto morire in un periodo di crisi e la gente ti avrebbe attaccato addosso ogni storia, ogni sventura, avrebbe detto che era colpa tua. Quindi se essere vampiri è, per così dire, l'esito dell'essere raccontati da altri, che
non sono rispettosi della nostra storia. In questa epoca anche di social, in cui mettiamo un post che poi diventa lo screenshot di qualche nostro amico che ci fa dire delle cose oppure che lo condivide con altre persone, ebbene tutti siamo raccontati da altri, quindi siamo tutti dei mostri, siamo tutti dei little monsters, per dirla con Lady Gaga. Quindi quello che ho voluto raccontare in questo libro è che non bisognava avere tanta paura dei vampiri, perché in fondo i vampiri siamo noi, ma bisognava avere più paura dei cacciatori di vampiri, perché erano coloro che decidevano tra i morti e talvolta anche tra i vivi, perché talvolta si uccidevano quelli che si chiamavano i vampiri vivi, cioè quelli che si riteneva che comunque avessero questo stigma di nascita. Ebbene, era colui che decideva chi nel villaggio sarebbe dovuto morire. Quindi attenzione più ai cacciatori di vampiri che non ai vampiri stessi. Uno scrive: vi ho dato una breve ma attenta analisi. Grazie. Io potrei continuare a parlare all'infinito di questa storia. Non so se ci sono altre domande o... Devo dire che quello che mi incuriosisce e mi interessa di quest'opera è come si presenta la costruzione a diario. Sì, ho cercato di mantenere questo doppio livello tra narrazione e spiegazione, perché è l'unico modo. I libri talvolta raccontano delle belle storie ma non riescono a spiegare quello che c'è sotto, e il mio sforzo, nei limiti del possibile, è stato quello di mantenere l'apporto e l'approccio teorico, ma indulgere anche in alcuni particolari granghignoleschi che ritenevo di grande interesse. Ecco. Vabbè, ma ci sta, perché poi la materia si presta a questo. Poi è scritto sempre ci sono sempre degli esempi, sempre esempi su esempi che sono molto interessanti. Il libro è scritto, abbiamo detto, insomma, per Einaudi, forse non l'avevo detto prima, Vampir, storia naturale della resurrezione, che beh, oltre ai vampiri si parla proprio della resurrezione delle varie tipologie. Dobbiamo dire che non è che si vedono solo i vampiri, ma i risorti in genere, chiamerei così, insomma, perché forse vampiro... Sì, in realtà di risurrezione parlo soltanto un po' nella risurrezione di Cristo, ma nel prologo... Cioè di persone che tornano in vita, queste credenze... Sì. Sì. E naturalmente sono storie... Allora, quello... Io non credo nei vampiri, però come dico nel libro, i vampiri credono in me, cioè è evidente che queste storie sono il frutto di tradizioni culturali, di storie, di vicende, di religioni, eccetera. Ma proprio queste storie, specialmente quando sono state interpretate male dalla scienza, dalla teologia, eccetera, ci possono raccontare molte cose degli uomini e delle donne del tempo. Perché è importante che qualcuno faccia la storia degli oggetti che non esistono. Io sono uno storico della scienza e in genere faccio la storia di oggetti che esistono. Ma se io dico, non lo so, descrivimi questo cellulare che ho in mano, la sua descrizione sarà in parte l'ontologia del cellulare, cioè che il cellulare è fatto in un certo modo, in parte una sua proiezione. Quindi se prima mi dice il modello, prima il colore, o prima il fatto che è vicino a me, eccetera, io potrò capire che tipo di persona lei è. Ma se io
dico mi descriva il suo amico immaginario che è nell'armadio, evidentemente è tutta proiezione. Quindi attraverso questo escamotage posso arrivare al succo delle sue paure, delle sue ansie, anche nel caso dell'amico immaginario, dei suoi affetti, eccetera. Ebbene, io ho voluto fare una storia epistemologica di un oggetto inesistente, i vampiri, o poteva essere il diavolo, o qualunque altra cosa, perché attraverso questo oggetto inesistente ho meglio capito come la gente intendesse gli oggetti esistenti, i rapporti tra di loro, la vita, il rapporto tra vegli e sonno. E quindi penso che questa storia dei vampiri sia stata strumentale per capire la storia soprattutto di come i vampiri mettevano in crisi alcune credenze dell'Europa occidentale. Quindi quando per esempio i vampiri, si dice vabbè, i vampiri sono indecomposti, anche i santi sono indecomposti, quindi non c'è nessuna differenza tra santi e vampiri, e i luterani dicono ai cattolici tutti i santi dal corpo indecomposto che avete nelle vostre chiese in realtà sono vampiri. E questo, diciamo, ha un suo perché naturalmente in entrambi i casi, sia nel santo sia nel vampiro, è sempre questa nostra mentalità che ritiene che le persone eccezionali debbano avere il corpo di un certo tipo, che ci fa pensare che sia il santo sia il vampiro debbano rimanere indecomposti, anche perché questo discorso che anche i santi siano indecomposti è una cosa che ha il suo picco a partire dal Concilio di Trento, perché prima, se prendiamo l'antichità, il santo non ha un corpo indecomposto, sono pochi, anche nell'Alto Medioevo, i santi dal corpo indecomposto, devono avere delle ossa bianche, qualche volta che hanno un determinato profumo, eccetera. Poi con il Concilio di Trento è come se la Chiesa cattolica selezionasse in particolare dei corpi, prendiamo il corpo di Santa Teresa, che avessero una iperprova della eccezionalità di quella persona, proprio perché avevano bisogno di una prova giuridica da usare contro i protestanti per dire noi i santi li facciamo perché abbiamo delle prove processuali. Ma appunto questi santi dal corpo incorrotto hanno avuto la loro esplosione nel 500, 600, 700, alla fine del 700, anche se andiamo a prendere le statistiche, i miracoli di incorruzione sono sempre meno e il miracolo di incorruzione poi è diventato addirittura, secondo me si è capito che è difficile capire se l'incorruzione è naturale oppure no, è diventato un miracolo per così dire sovranumerario, cioè ci può essere, ma non può essere il miracolo che determina la santità di qualcuno. Quindi anche o Dio segue delle mode nell'imprimere il suo segno sui corpi dei santi, o anche lì è una costruzione culturale per cui in alcuni periodi, quando volevamo delle prove molto forti nei confronti dei protestanti, quando la scienza, tra l'altro, era molto debole, allora abbiamo detto i vampiri, i santi sono indecomposti. Poi col passare del tempo questa cosa è diventata sempre meno presente nella realtà dei processi di canonizzazione, ma non nel nostro immaginario, tant'è che Padre Pio, San Pio, ha una maschera di silicone e ancora quando venne ritrovato il corpo si disse che era semi-indecomposto. Semi-indecomposto significa per metà decomposto, come spesso succede che i corpi non si consumano tutti, ma mantengono qualche tessuto, e in quel caso la maschera di silicone dà l'impressione che il corpo non sia decomposto, ma se si vedono le mani si vede che è decomposto.
E adesso, canonizzando Carlo Acutis, noi sappiamo che è stato messo appunto in un involucro di silicone. La Chiesa certo non dice che quello è un corpo in decomposto, però se non altro gioca ancora sul detto non detto, e questo forse non è il massimo. Questo è un altro bel tema, fatto la decomposizione perché poi partiamo dal vampirismo, però poi si apre al mondo dell'oltretomba in tutta la sua estensione il libro, questo bisogna dire. Quindi potrebbe essere anche lo spunto per altre ricerche. Quello per esempio che lei ha detto ora, insomma, il fatto della la maschera di silicone, la non accettazione della decomposizione dei corpi per vedere il soprannaturale in essi, e questa è molto interessante, molto interessante. Però andiamo oltre anche poi il tema del libro in se stesso. Questo qui è il libro, molto bello, poi è scritto veramente molto bene, bisogna fare i complimenti, una cosa elegante, scazzonte, ci usa anche l'aggettivazione al posto giusto, insomma. Ringraziamo il professore Francesco Paolo De Ceglia che Grazie a ci ha voi. tenuto per questa ora a parlare del suo libro, si chiama Vampir, storia naturale della resurrezione. Buonasera a tutti. Buonasera.